2.200 le famiglie del veneziano in subbuglio per gli ingressi scaglionati tra chi possiede il Green Pass e chi no, tra i 27 asili nido e le 18 scuole dell'infanzia comunali. Chi ha pensato questa cosa? È veramente orribile. E poi, se il problema che ne è venuto fuori, insomma, è quello del controllo del Green Pass, cioè l'amministrazione pubblica deve prendere lei stessa dei provvedimenti. Non va giù che i bimbi di genitori o familiari senza Green Pass abbiano un unico ingresso dalle 7.30 alle 7.45 rispetto all'accoglienza libera degli altri, e cioè dalle 7.30 alle 9, e così per gli orari d'uscita. Questa cosa non può cadere a pioggia sui genitori, sulle famiglie e soprattutto sui bambini che si trovano veramente in una situazione di difficoltà. Queste sono cose che comunque non tengono conto delle problematiche dei genitori. E l'assessore di reparto voler spiegare il perché dei correttivi in corsa di questi giorni. Abbiamo scelto di responsabilmente e coerentemente di attendere i dati della prima giornata di avvio del servizio con l'accesso solo per i possessori di Green Pass e confrontarli con la giornata precedente, dove abbiamo accolto sia i possessori del Green Pass che i bambini di accompagnatori non in possesso del Green Pass, che quindi venivano presi in carico all'esterno del plesso. Sono stati dati confortanti, sono stati dati positivi che ci hanno consentito di valutare alcune modalità organizzative da qui in avanti. Ma le famiglie contestano pure il modus, e cioè che i bimbi di familiari senza Green Pass debbono essere lasciati alla porta d'ingresso e accompagnati in classe dal personale ATA, idem per l'uscita. È chiaro che non è possibile consegnare un bambino in 10 minuti, perché non è un pacco Amazon. Misure tuttavia temporanee previste fino al prossimo 30 settembre. Cercare di arginare il più possibile le situazioni di assembramenti che possono far venire meno la sicurezza e rispettare in tutto questo la norma.